Bottino, 20.000 euro, avevano riazziato un'abitazione a Treviso rubando persino i regali sotto l'albero. Prese le ladre della Mercedes nera, sono due nomadi di Portogruaro. Ancora furti in casa, stavolta i ladri hanno preso di mira due intere vie a Cavrie di San Biagio di Callalta, rubati soldi e gioielli. La qualità dell'aria nella Marca rimane pessima, l'allerta rossa almeno fino a lunedì, restano in vigore i divieti di circolazione per i diesel fino a Euro 4. Schianto di Povegliano, depositata la perizia sulle decine di messaggi tra Cristian Barzana e la giovane fidanzata prima dell'incidente costato la vita ad una 62enne. Dichiarazione dei redditi, basta contanti, detrazioni fiscali possibili solo per i pagamenti tracciabili con bancomat o bonifico. Razza nera nel referto delle analisi del sangue, l'episodio segnalato da un cittadino. Si dice dispiaciuta l'ULSS 1 delle Dolomiti che adesso valuterà altre edizioni. Da domani sera riprende la trasmissione che ha riaperto gli archivi storici di Antenna 3, stesso format ma con un nuovo titolo, Da 40 a La nostra storia. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano con la piaga dei furti in casa. Sono state denunciate e rintracciate dalla polizia due nomadi che a Treviso pochi giorni prima di Natale avevano svaligiato l'abitazione di una famiglia razziando anche i regali sotto l'albero. Sentiamo. Sono entrate come se nulla fosse in un condominio di Viale Luzzatti a Treviso, hanno scassinato la porta di un appartamento e razziato i regali di Natale che i padroni di casa avevano già messo sotto l'albero. Non contente hanno arraffato monili in oro e bigiotterie e addirittura i vestitini dei bambini. Poi, come testimoniano le immagini delle telecamere di videosorveglianza, se ne sono andate senza fretta, risalendo sulla Mercedes classe A con cui erano arrivate. Dopo quasi un mese di indagini la squadra mobile è riuscita a risalire alle due, risultati e poi essere delle giovani nomadi anche se dall'abbigliamento non si intuiva. È stata proprio la descrizione dell'auto a mettere la polizia sulla pista giusta. Grazie alla collaborazione di alcuni signori che risiedono nel quartiere, gli investigatori hanno avuto un elemento fondamentale per lo sviluppo delle indagini e l'individuazione poi successiva delle autrici del furto in appartamento. Abitazione di proprietà di una famiglia albanese che aveva comprato diversi regali da portare ai familiari in patria per le feste. Si sono introdotte nell'appartamento e hanno sottratto i pacchi dono che erano stati messi dai genitori sotto l'albero. All'interno di questi pacchi c'erano ovviamente dei regali per i bambini. 20.000 euro il valore complessivo della merce portata via, di cui il padrone di casa è riuscito a fornire agli investigatori una minuziosa documentazione anche fotografica. È stato estremamente utile la collaborazione delle vittime. Le indagini ci hanno condotto in un lungo pedinamento che poi è culminato presso un campo nomadi che è ubicato in Portogruaro. Il successivo decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso ci ha permesso poi dopo di riscontrare le responsabilità delle due giovani. Recuperati nella roulotte del marito di una delle due giovani, una 23enne, diversi capi d'abbigliamento. Sia lei che la complice 19enne sono state denunciate, ma se la più grande è già in carcere dove deve scontare una condanna a 3 anni, la più giovane è attualmente irreperibile. E c'è inquietudine a Cavrie di San Biagio di Callalta dove i ladri hanno colpito prendendo di mira 2 intere vie. Sento fare clic come un clic così. Ecco, così hanno fatto lì. Che volevano entrare, non erano capaci di là. Via Fornasata e via Valdrigo a Cavrie di San Biagio, la scorribanda dell'altra sera dei ladri ha lasciato un diffuso senso di inquietudine. 3 le abitazioni prese di mira, la signora Maria Rosa Pasqualina era in casa da sola quando ha sentito armeggiare alle finestre. Si mette in quel balcone questo qua, il primo qui, vedi, il primo, perché di là c'è il bagno. Beh. E sento fare tum, tum, la seconda volta. Ho detto, ma qua c'è qualcuno, scusa. Insomma, cara, mi sono fatto, chi è? Loro hanno sentito e se ne sono andati. L'anziana è riuscita a metterli in fuga, è scossa e incredula. Non si era mai trovata tu per tu con i ladri. Non so cosa avessero qui, sono andati sotto qui. E poi sotto qui che avevano una cosa che andava sotto e il balcone faceva tum,
quando lo tiravo su per alzare lì, capisci, per alzare questi, tu. Però mi ha detto un uomo questa mattina, lei non deve mai aprire quando sente queste cose, perché loro gli danno una botta in testa e la insemeniscono e la buttano per terra. Poco più in là il colpo è riuscito. E dopo sono andati in quella casa lì, guarda, ho detto, guarda cosa hanno fatto. E di sopra, se vedessi, hanno tirato via tutta la roba, mi hanno buttato, hanno fatto una strage. I proprietari delle case svaligiate hanno esporto denuncia ai carabinieri, si spera nei filmati delle telecamere di videosorveglianza, ma resta la preoccupazione, tanto che Maria Rosa ha messo al sicuro i risparmi. Ne ho presa tanta, guarda, e avevo messo via un po' di soldi su dal materasso, ma dopo io mi sono immaginata dopo, ho detto... Alla mattina dietro ho detto via i soldi, via. E li ho portati via subito in posta. Ed abbiamo un'ultima ora che riguarda il referendum sulla legge elettorale. Non si terrà il referendum che era stato chiesto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il sistema in maggioritario puro. La Corte Costituzionale lo ha dichiarato inammissibile perché eccessivamente manipolativo. Il quesito referendario, lo ricordiamo, era stato proposto da 8 consigli regionali, tra cui Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria, tutti consigli regionali guidati dal centrodestra. È una vergogna la difesa del vecchio sistema, ha commentato poco fa il leader della Lega, Matteo Salvini. E torniamo ora a parlare di smog, perché la qualità dell'aria nella provincia di Treviso continua a rimanere pessima. I rilevamenti dell'ARPAV confermano il livello di PM10 è elevatissimo, oltre una media di 90 microgrammi per metro cubo, secondo quanto rilevato dalle centraline di via Lancieri di Novara e strada Sant'Agnese, quando, lo ricordiamo, il limite massimo tollerato è di 50 microgrammi, con il risultato che il livello rosso di allerta rimarrà valido a Treviso fino al prossimo bollettino previsto per lunedì. Restano quindi in vigore gli stop previsti dal massimo livello di allerta, tra cui il divieto di circolazione per i veicoli a gasolio, sia privati che commerciali, sino ai modelli Euro 4. Nel sito del Comune di Treviso è scaricabile il modulo per l'autocertificazione nel caso si abbia diritto ad una deroga. Ci sono ulteriori sviluppi nella vicenda che vede indagato per omicidio volontario Christian Barzan, il giovane di Quinto che, secondo l'accusa, provocò volontariamente un incidente stradale a Povegliano, incidente nel quale perse la vita una donna di 62 anni. È un nuovo capitolo, se possibile ancora più inquietante, quello che si è aperto in Procura a Treviso, dove in queste ore è stata depositata la perizia sulle decine di messaggi tra Christian Barzan e l'ex fidanzata Giorgia. Nei giorni antecedenti lo schianto costato la vita alla 62enne Giuseppina Lobrutto. Era il 7 giugno 2019 quando a Povegliano l'auto guidata dal ragazzo su cui viaggiava anche l'ex travolse quella di Lobrutto uccidendola. Quello che sembrava un incidente come tanti però è diventato un caso, con Giorgia che ha accusato Barzan di averlo fatto apposta perché intenzionato a farla finita e fargliela pagare per la fine della loro relazione. Proprio la nuova perizia sui messaggi tra i due ex fidanzati lascerebbe poco spazio ai dubbi. Dei 6.000 intercettati, quelli precedenti al dramma, parlano di un'escalation di tensione, con Barzan che scrive parole forti e dirette: ti ucciderò, Giorgia, ti ucciderò, e ancora, se non vieni mi ammazzo, vado in autostrada e mi schianto. Frasi che pesano visto quello che poi è successo, anche se per la difesa del giovane di Quinto vanno contestualizzate. Il ragazzo era scosso per la morte del nonno, questa la linea. Il ragazzo, oltre che per l'omicidio della 62enne, è accusato di tentato duplice omicidio volontario, stalking e violenza sessuale. Prima di quel viaggio fatale in macchina, l'ex fidanzata ha denunciato di essere stata abusata. Ancora cronaca, grave incidente domestico questa mattina a Motta di Livenza. È ricoverata all'ospedale di Treviso con ustioni di secondo e terzo grado su varie parti del corpo dopo essere stata investita da una fiammata a seguito dell'esplosione della stufa a pellet nella sua abitazione. Protagonista del grave incidente domestico, una donna di 32 anni, l'esplosione si è verificata questa mattina poco dopo le 9 in un'abitazione in via Cerche a Motta di Livenza. Cosa sia esattamente accaduto lo stanno appurando i vigili del fuoco ed i carabinieri intervenuti sul posto. Pare che il fuoco
fuoco, forse in fase di accensione della stufa a biomassa, abbia provocato un'esplosione che ha investito in pieno la donna che si trovava proprio davanti all'impianto. Lo scoppio avrebbe provocato anche un incendio ad alcuni tappeti. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata con l'elicottero all'ospedale di Treviso, dove è stata ricoverata. Novità importanti sul fronte della dichiarazione dei redditi. Dagli esperti arriva l'appello a fare attenzione all'uso del contante, perché appunto le spese non potranno poi più essere inserite tra quelle detraibili nella dichiarazione dei redditi. Sentiamo. La novità c'è e come, ma non si vede ancora, o perlomeno non tutti ne sono a conoscenza, e siccome prevenire è meglio che curare anche in ambito fiscale, è lo stesso CAF della CGIL di Treviso a rivolgersi direttamente ai cittadini contribuenti. La questione riguarda l'introduzione dell'obbligo di pagamento tracciabile, ossia tramite carta di debito, credito o bonifici, ai fini delle detrazioni fiscali di tutte le spese che consentono lo sconto del 19% nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per i farmaci e i dispositivi medici, dove continuerà a fare fede lo scontrino parlante. Parliamo di spese relative ad esempio alle rette per mandare i bambini a scuola, universitarie, spese funebri, gli interessi passivi per il mutuo, piuttosto che le assicurazioni, quindi una serie di spese che oggi appunto in dichiarazione dei redditi confluiscono e per i quali è possibile godere della detrazione del 19%. La novità interessa la dichiarazione dei redditi 2021 su spese sostenute nel corso del 2020, quindi già da oggi. Il messaggio del CAF è chiaro: cittadino avvisato, mezzo salvato. Il contante dobbiamo un po' dimenticarlo, perché non vorremmo trovarci poi nel 2021 che alcune spese non possono essere portate in detrazione proprio perché manca la tracciabilità del pagamento. È importante. Trasferta romana oggi per due amministratori trevigiani, il presidente della provincia Stefano Marcone ed il sindaco di Treviso Mario Conte. Il primo, nella veste di vicepresidente dell'Unione delle Province d'Italia, ha incontrato oggi al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad una rappresentanza dei lupi. Al capo dello Stato sono state consegnate 4.300 firme dei sindaci raccolti in un ordine del giorno a sostegno delle province e dei servizi indispensabili da esse erogate. Conte, invece, in qualità di presidente veneto dell'ANCI, ha partecipato ai lavori della conferenza delle associazioni dei comuni regionali e al Consiglio nazionale, soddisfatto dell'impegno dell'ANCI contro i tagli ai comuni. Passi avanti, ha detto alla fine Conte, su turnover di personale e fondo di solidarietà. E torniamo ora a parlare di economia, perché dopo l'indagine shock di Assindustria sul crollo della fiducia degli imprenditori si guarda a due settori cardine dell'economia trevigiana, lo sport system e l'automotive. Anche qui non mancano timori per il 2020. Se l'economia inizia a rallentare come sta già facendo, dobbiamo mettere in moto tutte le nostre forze e le armi per riuscire a far sì che riparta, e questo non si fa da soli, ma si fa unendo l'industria col governo e con l'Europa. E proprio il mercato europeo è il sorvegliato speciale di questo primo scorcio del 2020 e non potrebbe essere altrimenti visto il rallentamento della prima economia del vecchio continente, quella della Germania. Vale per i distretti trevigiani dello Sport System e della calzatura votati all'export come pochi, ma anche per tutte quelle aziende che lavorano con il settore automobilistico tedesco. È il caso della vittoriese Irca o Sole di Oderzo. In entrambe nell'autunno scorso era stata chiesta la cassa integrazione ordinaria, situazioni che si sono trascinate anche nel nuovo anno, come confermano i sindacati. Non sono completamente rientrate, però sostanzialmente le stiamo monitorando, le stiamo gestendo con i normali strumenti che si utilizzano quando c'è un calo lieve, non strutturale delle commesse. Dal sindacato assicurano massima attenzione anche a seguito dell'indagine shock di Assindustria Veneto Centro, con la presidente piovesana che ha parlato di crollo della fiducia tra gli industriali trevigiani. Noi ci auguriamo che questo sia soltanto appunto una stanchezza di avvio d'anno e non sia invece una situazione strutturale, perché altrimenti dovremo pensare ad altre soluzioni.
E la crisi dell'auto porta con sé anche lo sport system e gli altri comparti, sempre di consumi si parla. Se l'Europa, che è un grande paese nel quale noi esportiamo, è il primo paese che si esporta per lo sport, e si inizia a avere una contrazione generata da un settore industriale, non dello sport ma dell'automotive, che tende ad arretrare, questo genera sicuramente un calo di consumi e quindi un'apprensione dal punto di vista dello sport system per il futuro. A Scopiave, dopo la fusione con ERA, presentati oggi a Pieve di Soligo i dati relativi al 2019. Gli investimenti sul territorio sono in crescita, nel 2020 sono previsti 40 milioni di euro. Nel triennio 2019-2021 sono già stati stanziati 16 milioni di euro per 120 chilometri di rete. Sentiamo. Il nostro core business attualmente è diventato quello della distribuzione. Noi abbiamo in programma notevoli investimenti soprattutto nel territorio ovviamente dove operiamo. È soddisfatto Nicola Cecconato, presidente di Ascopiave, società quotata di Pieve di Soligo. Nell'ultimo anno, grazie alla fusione tra Ascopiave ed ERA, si è conclusa l'operazione industriale più importante dell'anno nel settore dell'energia. Secondo ERA, le sinergie raggiunte grazie all'accordo si possono stimare in 28 milioni di euro. Il titolo del gruppo Ascopiave è cresciuto nel 2019 ben del 32%, ma soprattutto ci ha permesso di consolidarci in un business che per noi in questo momento è diventato strategico, che è quello della distribuzione. Dai dati presentati, nel 2019 gli investimenti sulla rete di distribuzione di gas naturale ammontano a circa 31 milioni di euro. Nell'anno in corso arriveranno a 40 sotto forma di nuove infrastrutture, opere di manutenzione ed installazione di contatori intelligenti. Ma non solo, nell'anno appena trascorso le opere di metanizzazione hanno interessato 93 km di rete, registrando un più 25% rispetto al 2018. 52 km sono stati realizzati in provincia di Treviso. Gli investimenti nel triennio 2019-2021 nella Marca riguarderanno complessivamente 120 km di rete per un valore di 16 milioni di euro. Le piante organiche dei palazzi di giustizia del Veneto si arricchiranno di 23 nuovi magistrati. Di questi 2 arriveranno nel Tribunale Trevigiano, uno appunto in tribunale, l'altro in procura. A dare notizia la deputata dei 5 Stelle Francesca Businarolo, membro della Commissione Giustizia. La nuova assegnazione è contenuta nella relazione tecnica del ministro Alfonso Bonafede, che ora è in attesa di approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Treviso. E rieccoci in studio con le notizie dalla provincia di Treviso. Andiamo a Conegliano, dove da ieri l'autostazione delle Corriere ha una nuova biglietteria. MOM sta continuando a puntare sulla sicurezza sia per gli utenti, per i controllori che per gli stessi autisti. Questo per evitare che si ripetano aggressioni o atteggiamenti gravi all'interno dei bus e delle autostazioni, tanto che continueranno ad essere installate le videocamere di sorveglianza. È un problema che c'è in questo momento. È un problema che noi abbiamo ovviamente in evidenza, che stiamo cercando di risolvere anche con le forze dell'ordine. Per esempio, per quanto riguarda gli accertatori, stiamo in contatto con la polizia locale, che si dà una mano veramente importante a Treviso per quanto riguarda proprio il controllo sugli utenti. Non solo, molti progetti portati a termine da MOM, autobus nuovi, biglietterie più funzionali e maggiori informazioni ai cittadini. E questa mattina a Conegliano è stata presentata la nuova biglietteria, un altro tassello nella riorganizzazione della rete vendite. Un sistema diverso e quindi molto più funzionale per i nostri utenti, e crediamo che anche qui a Conegliano questo tipo di biglietteria sia molto più funzionale rispetto a quella di prima. Presto sarà anche posizionata una biglietteria automatica che consentirà l'acquisto di tutte le tipologie di biglietti e carnet multicorse H24. Molti anche gli investimenti per quanto riguarda i mezzi. Noi stiamo continuando all'acquisto di mezzi, proprio in questi giorni stanno entrando in esercizio 8 nuovi mezzi, 4 urbani, 4 extraurbani. Alcuni altri arriveranno tra poco. Ricordo solo che nell'arco di 4 anni noi abbiamo fatto investimenti sul materiale rotabile, quindi sui mezzi, di più di 30 milioni di euro.
Ed ora siamo alla nostra rubrica, lo dico ad Antenna, con la segnalazione di alcuni telespettatori residenti nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso che lamentano la situazione disastrosa di alcune strade secondarie. Siamo andati a vedere. Via Morosini, via Foscarini, via Tiepolo, ma anche le più centrali, via Sant'Antonino e via Venier. Andare in bicicletta tra queste strade significa zizzagare tra buche, avvallamenti, asfalto rattoppato. I residenti del quartiere lamentano da tempo la situazione delle vie secondarie da anni senza un intervento completo di asfaltatura. Sarà 4-5 anni, 6. Non ha mai riasfaltato tutta la strada? Mai. Sempre tacconi. Adesso poi devo fare lavori dappertutto con sto cavi, con sta roba qua. 20 anni sarà che è messa così male. Non hanno mai asfaltato, mai fatto niente? Ogni tanto rifanno l'asfalto, ma più che rifare chiudono qualche buca che si crea con la pioggia. Certo che strade dissestate sono mai sensato, se piene di lavori in corso, rotte dappertutto i cantoni, certo che sono male, se fosse più in ordine sarebbe meglio. La situazione dunque va avanti da tempo, spiegano i residenti. Poi gli ultimi lavori per il passaggio della fibra hanno aggravato le condizioni delle strade, qui come nel quartiere di San Zeno o in via Pinelli. Anche in queste zone le immagini sono sufficienti a spiegare il problema. I cittadini chiedono che si provveda, anziché con interventi tampone, con lavori risolutivi. Fa dei tacconi che dopo pochi mesi sia ancora come prima. Bisogna ogni tanto dare una girata a fondo. Avrebbe bisogno di una grattata del malto e una riasfaltatura fatta bene proprio per creare una scorribilità buona. E c'è chi invita il sindaco Conte ad un giro in bicicletta tra queste strade per rendersi conto di persona della situazione. La nostra programmazione ora, perché da domani sera, venerdì, riprende la trasmissione che ha riaperto gli archivi storici di Antenna 3. Il format è analogo ma è un nuovo titolo, da 40 a La nostra storia. Gli anniversari passano, ma la storia continua. Ed è per questo che dopo le prime 39 puntate dedicate ai 40 anni di Antenna 3, la 40esima cambia titolo e si conferma l'appuntamento stabile del venerdì sera. Dalle 21:15, 40 diventa La nostra storia. Con gli ospiti in studio continueremo ad analizzare fatti e personaggi della Marca e del Veneto, la loro personalità e cosa hanno comportato sia in quel momento storico che nell'attualità odierna. Cercheremo con esperti di capire anche quale sia stata l'eredità dei protagonisti del Veneto dagli anni '80 del Novecento ai giorni nostri. Volti, luoghi, eventi che hanno modellato i nostri territori e le nostre comunità e che continuano a modellarle in un processo storico costante che grazie alle immagini e alle interviste del nostro archivio riusciremo a tradurre nel quotidiano, ma anche guardando al futuro delle nostre comunità. Ecco perché, oltre al gradimento dei nostri telespettatori, 40 cambia nome e diventa La nostra storia, perché solo conoscendo il passato possiamo capire il presente e soprattutto progettare il nostro futuro. Appuntamento quindi ogni venerdì sera alle 21:15 con La nostra e vostra storia, naturalmente su Antenna 3. Ed ora le notizie dalla provincia di Belluno. Razza nera è questo il termine utilizzato dall'URSS 1 Dolomiti in un referto delle analisi del sangue, episodio che un cittadino ha voluto segnalare alla nostra emittente. Si dice dispiaciuta l'azienda sanitaria che adesso valuterà altre dizioni. Sentiamo. Prima si è stropicciato gli occhi, poi Gianni Bortoluzzi, cittadino di Posta al Pago, ha riletto una seconda volta, ma l'espressione era ancora lì, sul report delle analisi del sangue della madre, effettuate martedì 14 al distretto sanitario di Alpago. L'asterisco sui valori della creatinina riporta alla frase in soggetti di razza nera moltiplicare per 1,159, carattere in piccolo ma leggibile. Razza nera proprio così, termine che Bortoluzzi non ha digerito tanto da segnalarlo pubblicamente. Io mi auguro semplicemente che questo svarione, chiamiamolo così, venga corretto al più presto dalla ASL, anche perché trattandosi di modulistica probabilmente è una cosa, io non ho verificato, che potrebbe anche
essere estesa alle altre ASL del Veneto. Contattata nel primo pomeriggio, l'ULSS 1 Dolomiti si dispiace, testuali parole, che l'addizione abbia urtato la sensibilità dell'utente e onde evitare polemiche si dice pronta ad approfondire la possibilità di usare un altro termine di classificazione. Peraltro, fa sapere sempre l'USL, esattamente un anno fa la direzione aveva chiesto alle unità operative di verificare la documentazione sanitaria, valutando dizioni alternative a quelle di razza. Resta aperta la questione medica perché, sottolinea l'azienda, il termine razza è comunque usato nella letteratura medica. Per il solerte cittadino la segnalazione andava fatta. Questione di civiltà, dice, e la tempestività della risposta dell'USL sembra davvero dargli ragione. Il primo passo verso il razzismo è parlare di razze diverse all'interno del genere umano, no? Per cui niente, basterebbe una piccola correzione, insomma, e tutto andrà a posto. L'avvertenza Safilo arriva a Roma, oggi incontro al Mise davanti al Ministero sit-in dei lavoratori. Sono arrivati nella capitale in tarda mattinata a bordo di 2 pullman i lavoratori della Safilo. In 100 hanno voluto presidiare il palazzo del Ministero dello Sviluppo Economico, dove aziende e sindacati si sono trovati uno di fronte all'altra per la prima volta in sede nazionale. In mezzo le rappresentanze istituzionali di Veneto e Friuli. Sul tavolo il piano degli esuberi, 700 dipendenti, di questi 400 a Longarone, 50 a Padova, 250 a Martignaco di Udine, dove l'intero stabilimento verrebbe chiuso. E proprio dal nodo di Martignaco è partita la riunione, perché la chiusura dell'intera azienda è un pessimo segnale per l'equilibrio dell'intero gruppo, comprese quindi il quartier generale di Padova, il cuore produttivo di Longarone, dove si concentra la maggior parte delle licenze del lusso pronte a volare verso il vicino stabilimento di Telios. Sul tavolo della trattativa, come ha spiegato prima della riunione dalla FEMCA CISL Nicola Brancher, anche l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e più in generale il piano degli investimenti. La questione per la Camera di Commercio va affrontata però a 360 gradi. Non c'è solo il problema di Safilo, del personale, dei dipendenti, ma c'è anche il problema dell'indotto che lavora per Safilo, e questo è un ulteriore elemento di discussione e di dibattito che bisogna affrontare. Il tema è anche quello della riconversione dall'occhialeria ad altri comparti. Noi poco prima di Natale avevamo qui dei buyer tedeschi legati al settore dell'automotive e non solo, e c'erano degli imprenditori bellunesi, imprenditori proprio che lavorano per il settore occhialeria, che stanno guardando oltre, e questo direi è positivo, però ce n'erano 2, dovevano esserne non 2 ma molti di più. Il tavolo per la crisi della Safilo al Mise si è concluso proprio poco fa. Il ministro Patuanelli ha accolto la proposta di ridiscutere il piano industriale per trovare soluzioni alternative ai 700 esuberi. I sindacati di categoria hanno proposto di valutare la possibilità di tornare a produrre in Italia i marchi del lusso, mentre su suggerimento del Mise è stata presa in considerazione l'opzione rappresentata dal logo sui marchi storici previsto dal decreto crescita, il cui obiettivo è proprio quello di tutelare la proprietà industriale delle aziende storiche italiane attraverso la valorizzazione del Made in Italy. Patuanelli ha espresso la sua personale insoddisfazione per l'assenza della D di Safilo, Angelo Trocchia, che era rappresentato dal responsabile delle relazioni industriali, e a stigmatizzare l'assenza di Trocchia anche i sindacati, che in una nota congiunta chiedono all'azienda di impegnarsi per scongiurare gli esuberi, evitando decisioni sbagliate ed affrettate. Questo quindi l'esito del confronto di oggi pomeriggio al Mise. Ed ora diamo un'occhiata alla nostra programmazione, perché torna questa sera la Zanzega a partire dalle 21:15, puntata che torna nuovamente in Friuli. Daniele Marcassa ed Ivo Gallo alla scoperta di un'area, quella carnica, che offre opportunità turistiche eccezionali. Il viaggio partirà da Sauris per proseguire poi al santuario di Monte Lussari e infine al borgo di Sutrio. Un viaggio nel cuore della montagna friulana raccontato con il sorriso alla scoperta di luoghi incantevoli. Questa sera quindi a partire dalle 21:15 e poi in replica domenica alle 17 e alle 21:15 sempre su Antenna 3. Tra poco invece vi lascio al dibattito di 20:10, in studio questa sera con Lucio Zanato, Raffaella Andreola del Movimento 5 Stelle ed Alberto Villanova della Lega. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, come sempre ci salutiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo. Arrivederci.
Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Bentrovati al meteo. Alta pressione in declino, una perturbazione riuscirà a raggiungere il nord Italia e dunque innescherà un peggioramento del tempo anche sulle nostre regioni. Il dettaglio intanto della giornata di venerdì. Sul Veneto la giornata risulterà ancora piuttosto stabile, con cielo al massimo poco nuvoloso e con qualche nebbia sulle aree pianeggianti. In serata arriveranno le prime piogge sul Veronese e sul Vicentino, precipitazioni che poi in nottata si estenderanno un po' dappertutto. Temperature minime fino a -6 gradi, valori massimi tra 8 e 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato anche qui con cielo al massimo poco nuvoloso, solo con qualche addensamento. Anche in questo caso in nottata peggiorerà con qualche rovescio. Temperature minime tra -1 e 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 10 e 11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, sarà soleggiato in giornata, in nottata invece deciso peggioramento delle condizioni meteo. Temperature minime sotto zero, massime sugli 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.